Un saluto a tutti e benvenidos a un'altra puntata di OF Damus de. Oggi vediamo di ambiente, territorio e finza di politica e lo facciamo con Pierluigi Palmas, che do grazie per essere venuto, grazie a Pierluigi. Pierluigi Palmas è dipendente della protezione civile regionale e ha finza militato a livello politico in suo partito democratico, ma oggi investe un vago di semplice cittadino, ma che non sconta da qualcuna cosa sopra de gusto che è un vago ambiente sul territorio in sa zona dei susulci sigresiente e cerchiamo di comprendere qualche cosa di brusu finza sa non solo tutto la bellezza del suo territorio nostro, ma finza sa gusta che è tutto opera di prevenzione per tutelare questo territorio. Pierluigi, medal funzione che ho ed ene sa protezione civile regionale fu innanzi attribuita a sa provincia. Pensa che si sia adoperata una semplificazione in questo senso in termini di efficienza e intervento per la salvaguardia del suo territorio con questo passaggio proprio di competenze dalla provincia alla protezione civile? Innanzitutto grazie per avermi invitato a questa discussione, questa chiacchierata che so fare questo merì. Grazie a Canale 40 per questa possibilità di ora vince a regionale l'invasarda, che non è ormai una cosa mera consueta. E poi ora questa che è questa domanda che tu mi hai appena fatto, ti posso dire che questa provincia ha arrivato un vago di apripista a questo che fu sul primo periodo di questa campagna antincendio. Io mi ricordo che partecipavo a questa campagna antincendio di Vittichedo, sul Gevo di Villa Massaro, già tenne 16 anni, 17 anni, con questa campagnola becciasa, con questa macchina becciasa. E fu un vago di aici un sistema a si arrangiare, vinse il sistema a radio se non funziona sicuramente questo su di noi, però un impulso importante, questo che siete voi proprio su percorso per arrivare a una macchina antincendio regionale importanti come ti gusta che noi. Calamentiamo per Luigi Casugev, este su gruppo ecologico di Bida Massaggia, che è protezione civile a tutti i effetti. Assolutamente, è un'associazione che parteciperà a Villa Massaggia, ma non città Villa Massaggia, parteciperà nel suo territorio e fuori dal suo territorio. Poi ha fatto intervento sul terremoto che ci si stati purtroppo a livello in Italia e comunque è sempre presenti e dona un contributo sempre valido a questo che punti purtroppo in momenti difficili può scomunicare. In agosto questa provincia, come ti fossi segnando, ha iniziato questo che fu un percorso, dove diventa strumento alle associazioni, si comprende i DPI, quindi tutto questo che fu la vestimenta, poi volontari, sono importanti, poi tutelare, quindi questo che fu voi si illuminare dei stessi volontari, uno presta la sua tempo su cosa sua, però a suo stesso tempo devi tenere tutto questo che tu sei, poveri operai senza correre grande rischio. Poi toccherà che studendo in un fuoco un minimo di rischio c'è sempre, però con i DP tutto questo rischio si abbassa notevolmente. Quindi la provincia ha fatto su passi importanti, però questo che politicamente il percorso che dopo condivido è questo di tenere un'unica regia a livello regionale, quindi non ogni provincia adotta il suo sistema di protezione civile, comprendi comunque mezzo e pianifica questa campagna, ma una regione, quindi la regione Sardegna che pianifica lavorotto, quindi con una visione vinse questa campagna antincendio mera complessa di questo che vuole fare ogni singola provincia, quindi assolutamente un passaggio de condividi e de portare avanti. Dunque, infatti la pianificazione è bene a livello regionale è chiaro che poi tutte le entità locali, gli operatori locali pongono in atto tutto questa al direttiva della protezione civile regionale. A proposito del vogo, Pierluigi, è un dramma che teniamo ogni stio in Sardegna, Sannugolato, lamento sempre, essendo originario vinza di questo luogo che è su Monteferro, ha pagato un prezzo umano in termini di ettari del territorio bruciato, bestiame morto, titolari di aziende agricole, pastori e imprenditori barrati se ne nuda praticamente. Tutto deve partire dal senso di responsabilità di noi cittadini e
essere su senso civico. Noi dobbiamo essere sos primos guardianos del suo territorio, ma la politica si sente prepostos, e tan fatto secondo te in sos annos colados pro prevenire su vogo e tutelare su territorio, itel faghinde como e cale finza sa prospettiva sa su tempo su cada bene. Secondo te come lei è quest'opera di prevenzione e questo danno umano che ogni istio teniamo in Sardegna, in tutta la Sardegna, non solo in su Montiferru, ma è un dramma che abbraccia tutta la Sardegna. La macchina antincendio, come ti posso dire, è importante, però la cosa più importante è che non partono i fuochi. Poi su fuoco non nota che i partiri, poi non è nauga 3, 4, 5 elicotteri e su personali a terra, compreso i volontari, possano tanto via questo che su fuoco, anzi, porta a me, come questo esempio che vi stavo facendo prima, dimostravo che malgrado questa macchina sia una macchina importante e strutturale, come la difficoltà durante i danni si riesce via su fuoco. Quindi a parere mio c'era una revisione completa di questo che è la gestione sul territorio. Noi purtroppo, ma bisogna di attraverso la Sardegna abbiamo una quantità di superficie agricola abbandonata. Questo non può succedere, non deve succedere. Devo vincere la responsabilità di non pagare questo che è la politica agricola comune, che purtroppo non è attenta a questa che è la gestione delle aziende agricole. Poi la politica agricola comune, e adesso abbiamo visto su Montiferru, dona risorse minime tra chi realmente fa l'attività agricola e chi invece non fa l'attività agricola. Non si vuole donare 100 euro a chi tenere sul luogo, passami su termine, in stato di abbandono, che ne va un minimo di manutenzione, con un vago di bestiamini in cui allo stato brado, che ne è un pago differenza invece a chi realmente fa l'attività agricola. Quindi tocca incentivare come ti fa in altre regioni, se non si sono inventando in nuda, poi ormai non c'è più nuda da inventare. In altre regioni si dona questa possibilità di finché a chi ne fa attività agricole marginali deve operare in questo territorio. Poi ci punti comunque gli incentivi usavano in Gunisi. La migliore operazione di tutela del suo territorio dove fare su bestiamini, non che ci giro attorno. Su bestiamini Bandara, Brucca, Pala Serba e tutto questa massa comunque vegetali che non sa che in si stare. Quando c'è un giusto calcolo su gusto di essere su capo dei bestiamini con gusto di essere sulla superficie, danno non si è mai creato. E da dimostrare che a questa Sardegna è comunque presentare come una cartolina in tutto il mondo, e quindi questa è una cosa importante. E questa doppio usa questo che cura l'economia della Sardegna, quindi un'economia che cura un'economia in modo particolare agricola, e questa è la cosa più importante. Quindi tornare a questa gestione del suo territorio. Nota che il suo territorio si gestisce finché questa macchina antincendio agatta più possibilità di interventi in maniera veloce, che ne agattai sul territorio ormai che si già invaso tra subento. Non dimenticate che voi in Sardegna c'è il subento su maestrali che dominano, e quindi massa vegetali di 3-4 metri su buona via massa di 15 metri. Quindi sa gente, su operatore, su volontario, i dipendenti della foresta non si vogliono accostare, a mano di Aice è impossibile, quindi poi ridimensionare la Saviama con i elicotteri e poi però vai a accostare. Ma 10 euro non è mai semplice, quindi iniziamo a gestire bene il suo territorio, incentivare le aziende, compreso questo che dicono le microimprese, a porre vai impresa che ne si ostacolano, e io sono sicuro che una cosa vuole cambiare, quindi una revisione innanzitutto del SAVAC e poi un'attenzione di questa che si sta politica regionali nei confronti delle microimprese. Questa è la questione che dopo a regione. Due naras giustamente non tocca a dare dinari a pioggia come tesinara in italiano, ma tocca proprio a mirare sugli incentivi su dinari proprio aziende che vagano finza realmente tutela del suo territorio, che curano il suo territorio e su bestiame ne scraru, e dunque questo s'ABC proprio può fare un'impresa seria e può prevenire finza
su vogo, questa è una cosa a metà di importo. Un altro problema che teniamo per Luigi è questo idrogeologico, mescamente in calincuna aree a rischio, sia da su Campidano, ma finza da su nord Sardegna, pensiamo a Bizzi o Terranò, a Olbia, insomma, i due pure è stata un dramma manno a livello idrogeologico. Capoterra, in Sosanno Colato, insomma, abbiamo sentito un meta esempio, no, Zastra pure, ma mento forse noi scusi Sofardin e da Manna, Strisaili, tutta questa zona. E sono danno che ni uno comune, ni una comune in Sardegna è immune proprio da questo rischio idrogeologico. Quale secondo te possono essere sul interventi o sul rimedio e non che pure la prevenzione può fare in maniera che sul rischio idrogeologico ben da monitorato e intervenire l'UEGO possono creare danno prima di tutto a queste persone, che la sicurezza di queste persone viene a suo primo luogo. Ma innanzitutto l'errore umano che ho fatto è che si sono filato su garanti non pro e plus. Quindi ho cercato sempre di recuperare l'erra, di costruire non dovesse si costruire. E non nostro non sempre che l'acqua si regolare di passare. Quindi l'acqua quando vuole si regola sul passaggio e torna a passare in Gunis. Poi purtroppo ormai sono finze biendica, i temporali non funti più temporali ma funti bomba di acqua, quindi... Questo è determinato da su cambiamento climatico, beste chi è negazionista su questa cosa pure, però è un dato del fatto che questa bomba di acqua, come è ben indefinita, è bata proprio una differenza tra questa temperatura di mare e dell'aria, e dunque non accattiamo innanzi a cose non prevedibili a livello meteorologico. Sì, è proprio di Aici, purtroppo poi che sia un danno, cioè, ancora di comprendere è difficile che sia questa causa, perché pensa che scienziati che in studia ci sono diverse correnti di pensiero, dove ognuno narra cosa che più o meno si assimilano, però non funziona se stessa. Poi le spinze è una cosa ciclica. Fatto sta che con questo dopo ormai, dopo su gestire. E questa maniera di gestire ci deve essere manutenzione senza tempo su. E si arriva su buon TV onde si arriva è tu Paolo che ci tocca fare in maniera comunque di fluire acqua quando arriva. È inutile sperare sempre che non succederà nulla. Tocca invece prevenire onde è possibile e cercare di gestire questo che è. Purtroppo questa situazione meteorologica che si sta vivendo ormai da una variegata da questa parte. Sì, infatti è imprevedibile, è chiaro che tocca però proprio giocare in anticipo in opera di prevenzione. Una domanda un po' più tecnica per Luigi, come funziona questa macchina operativa della protezione civile quando va un'emergenza? Beh, è un protocollo da seguire, cioè succede fuoco oppure potrebbe essere finza a un danno idrogeologico, bisogna un protocollo oramai collaudato, ecco, come funziona quando va un'emergenza? Ma innanzitutto i comuni sono interessati per attivare il SUGOC. Quindi su GOC una attiva c'è una piattaforma dove viene caricato i dati. Dunque su Sindi questo è il primo responsabile del suo territorio e deve intervenire. È il primo, essi comunque si riava a gestire questa situazione. Poi una volta che c'è il GOC si vuole in moto questa macchina regionale in base a questo che funti in mezzo a disposizione. Poi spesso non è manco a in mezzo a disposizione, tocca la vista che questo mezzo si può raggiungere questo territorio. Poi le alluvioni che ci sono stretti a Villa Grande Strisaglia e Combra, ad esempio, in Gunis ci sono mezzi disponibili, ma non ci vuole la viabilità, non ci sono i mori, si strada. È una zona aspra, questa finza comunque esarriuso anti-scarricato detrito senza strada e comunque non da rendere praticabili, quindi tocca quindi questa prima gestione da fare comunque sempre questa macchina comunale e poi dopo venire a fatto bene tutto questo sistema regionale. Dunque, sono vago escusto la procedura di seguire proprio parte da comunas e poi è chiaro che la protezione civile tutti gli operatori del settore fanno il resto in termini di intervento operativo e dunque pur si bada di salvare vite come a dolumano il successo in mezzo occasioni.
E venendo invece per Luigi a sul territorio dei Susulcis, in cui vivimos, in cui questa realtà, narimo che tu e tutto narimo in cui nascido, potete dare meda a livello ambientale finza in creaturistica. Pensiamo a sus impiantos minerarios di Smitidos, Porto Flavia, Bugerru, Flumini, Orbai e Atteros, e sul ligamene con Arbus e Guspini, ducas sa miniera de Montevecchio, Genna Serapis, come intesinarada. Quale prospettiva, quale benidore per questa realtà di archeologia mineraria, storia e memoria del territorio? Due, narimoso tenese, pur come simple cittadino, un'idea di sviluppo, ma vinza come amministratore locale e come narimoso esponente, narimoso politico, qualche idea sopra il sviluppo di questo territorio in crea turistica? Il villaggio minerario su Ducioso non fu facile da gestire. Da un suo programma elettorale che si concordava con suo gruppo 7 anni fa, e ora la struttura mineraria, ad esempio, che c'è sta Villa Massargia, quindi questa che di Orbai, a sola è difficile da decollare, però tenendo una fortuna mano sul territorio che è sul villaggio di Narcao. Quindi a Narcao punti stati più bravi del nostro, tocca ne sapere. In Rosas, la miniera di Rosas. Quando punta a recuperare, finché è una parte storica di questa miniera, quindi finché in macchina, quindi finché una memoria storica di questa che fu questa miniera, poi visitare se vuoi turista. E poi in rete i due miniere, non è un caso che questa provincia vuole intervenire a sistemare questa strada, che è una strada campestre, una strada bianca, però un intervento massiccio, poi in collegamento i due miniere. Poi ho dato più su Smith in Uvago, deve pensare che ogni comune può fare promozioni a solo, non funziona la DAIC. Tocca imparare a essere bravo a fare rete, a si confrontare, quindi proprio iniziare a si confrontare tra amministratori, tra territori, tra associazioni, tra tutto. E tutti i contributi delle idee, se vostra sappai, saranno sicuramente a fare un piano di azioni forti. Ma pensai che ormai si possa gestire a solo, non di una rara storia, perché princesa Oi non si sta cattando nessuno disposto a gestire. Quindi inizia a fare rete, Villa Massargia, Narcao, Guspini, tutto questo che punti sul territorio, su Montebeccio, che rende comunque questa possibilità di avere una promozione forte del suo territorio. Tanti è inutile che ci sia usato, è difficile che un turista che sia disposto a fare una gira a Orbai o una gira a Narcao. Tu due volte tu vai a esibire sul territorio, tu vai a esibire questa miniera, spiega la sua storia, la geologia, questo che è sul territorio, ma voi dovete soffrire altro, potete diversamente non... do un esempio, quando uno si pensa a un progetto da amministrare, su un progetto di utilizzo, dovete pensare sempre ma dove ma fai non ripude vacanza di questo tipo, ma dove ma fai? Può comprendere, eppure si confronta con i sappi, si può mancare questa visione mia hauria essere sbagliata. Giusto. Però se su 10 persone da c'è uno apprezza questo tipo di vacanza, bonega a questa percentuale di visitatori si sia lasciata a mera. Quindi lo crea rimodulare finché questo che è il suo progetto di valorizzazione e di gestione di questa struttura. Sì, sono d'accordo che a questo proposito per Luigi, fai do vinza sa po' esperienza personale, a me capita di andare in bicicletta e a poso andavo vinza a Rosa, ho provato su percorso da Orbai, insomma che a Stia, da Bida Massargia, finza a Rosas. È veramente bello, che è un percorso naturalistico da gustizzare, è scaro che chiede pubblicizzato, è scarbeste sul cammino minerario di Sant'Albara, insomma tenimoso, però è ancora una cosa, volsi di sviluppare mezzo su come il Naudue a livello del rete dei comunas, non si può più essere autoreferenziale, siamo già in una società globalizzata, già la globalizzazione non sa bene da suo mondo e dunque sa fare coltivare l'orticello come te sinaria ad una volta, non serve da nulla e dunque questo è un penso che devo comparso meta e sono di accordo con te su che il care di sviluppare in crea turistica sul territorio che su turista che di finza satro che è servizioso che di conoscere la storia casi no eni di abbaida da sa miniera dismittita e poi non va più nulla. Questo è veramente insomma un umeledo che si può fare se no
una polemica va da mancare altro, però potete essere un'idea di sprone vinzas a po' subvenidore e poi so schiana amministrare questa realtà. Tu hai per Luigi Oeses cussizzeri de minoria in sa comuna de Bidamassargia ma sa vinzas amministrato in sos annos occolados in sa matessi comuna. Este mutato qualche cosa in questo annos in senso positivo, in senso negativo? Si può fare dei brusu e tu come esponente politico ite pensa, siete il faghinde e quale progetto può Bidamassargia non solo ma finza sa sul territorio in generale? Ma ormai finze il nuovo posterari anagrafica ma posterari finze che ha trascorso in attività amministrativa amministra ormai da 25 anni ha notato una cosa che in occasioni ormai di confronto con il suo territorio funti sempre più spacco. Non si riesce a fare questa possibilità di discussione, di confronto, ma la volta finché non è antipatica, quindi comunque questa dialettica spinge di volo a fare azioni di nuovo forti, però serve sempre poi si confrontare e poi dire fuori se vuoi questo è un progetto valido. Purtroppo questa cosa ha proprio questi mancanti. Mi dispiace ad un'AI, ma finché questa politica non è dedicata su tempo che si dedica a un'orta a questo che punta sconfronto quando dopo inizia a fare questa amministrazione ma ricordo ma in sabida nostra e tutto ci punta diversi gruppi con diverse sezioni e circoli dove si come tiboreoso onde comunque partecipanti ai giovani sullo spago mancare due naras abbiamo di una coscienza politica sì, più partecipativa partecipativa ci fu partecipazione nei consigli comunali da parte dei cittadini ma in stessa amministrazione pure diventano attività politica importanti all'interno del suo consiglio si diventa di continuo sempre discussioni si andrà sempre a fare uso che punta ai gruppi i gruppi consigliari ci vuole questa cosa non va con la stessa commissione che ormai ha pubblicato su valore che diventa un'orta e dovrebbero che si hanno dato mano tutto questo dopo sempre quando rendiamo sul ruolo di assessori che non c'è sindaco e non c'è assessore che ne sa battere questa bacchetta magica purtroppo manca nessun amministratore può sbagliare però vendica che una cosa si sbaglierà non va come ti fare su babbo con i figli che ci sarà sempre di fare su me, su vostra famiglia, però non tutto purtroppo è perfetto, che nessuna cosa si rende a arrangiare, che nessuna cosa invece si rende conto che non è andato come i boresti, però chi da regione lo tu si impari, questa cosa diventa più facile, è più e condividia ed è il mero progetto, delle mere idee a Savini inizia fuori il suo progetto che funziona, ecco perché né su sindaco né su assessore né nessuno è perfetto devo amministrare che ne rende dialogo e confronto con nessuno e questa è una cosa che non va a tutti i livelli su miei che stai mancando. Narimo questa che si narra finza la coesione sociale che è una sempre, ma questo discorso è estendibile ad ogni realtà della Sardegna, in questo caso noi facciamo della realtà nostra in questo contesto di comparsire questa che sono le idee, le cose, la democrazia deve essere al suo primo luogo, narimo al suo primo posto come si narra, però a volte manca un poco di dialogo e finza con persone che non la pensano come te. Sì, questo magari è una cosa un poco di mezz'orare, una comunità è il bello quando è coesa a livello sociale, quando ha bisogno di cose e noi tutti partecipano, questo sono d'accordo assolutamente. Venimo invece per Luigi a sa politica a livello sovralocale. Tu sei stato un esponente del suo partito democratico locale, narimo sono
partito definito progressista, a su manco in su nomene, chi tenne da intro di issu medas animas, a bestes anima cattolica, socialista, liberale e liberista pure a livello economico, sociale democratica, insomma è un partito in cui queste animas si sono unidas a cercare di vagare un polo progressista, un partito che in qualche maniera dà moderato, dà risposte a sol cittadinos. Come ti è su partito, questo partito potete essere considerato ancora un partito de manca, oppure beste qualche visione critica, qualche cosa che tu è insomma al bivido e che in qualche maniera ponere a punto? Ma ti devo dire che abbiamo iniziato esperienze di amministratori come indipendenti, quindi non teniamo una ressera politica in Bucciac. Poi però quando iniziavo a nascere sull'IVO all'interno del suo centro-sinistra mi sono reso conto che per forza la vostra senpai plus vince idee, la vostra senpai può comunque si utilizzi a gestione, a suo governo del territorio, di una nazione, di una regione, e da cui sposavo appieno questo che fu questo. Poi però mi rendo conto che a Salvini mi sono reso conto che è diventato difficile a ponere tutto su un paio, e questo purtroppo è un limite dei somini che ha pagato questo che fu a Siria di un progetto mera valido. Io subito durante i dati sono un deo onde questo Partito Democratico ha tenuto numeri importanti di consenso, però poi usare verdi non si odeo ad un'AI ma ai elettori che evidentemente callincuno passaggio pure callincuno passaggio non dare comprendio. Io penso che oggi sia sempre un progetto valido, però in Gunivuru c'è bisogno di riorganizzare le idee e mancai di portare finze che all'incuna avventare a denovirare progettuali all'interno che vorrei portare sicuramente persone che spunte all'esterno e che non hanno mai collaborato all'interno di questa struttura politica. Questo è vero, finza sul coinvolgimento delle personalità o della società civile che a me da partito kilcano finza esponenti a partitico narimolgasi può kilcare di proponere caras a noas finza elettorato, però insomma come in tal 2 è chiaro che quando besto un progetto questo può essere sul Partito Democratico quale sia partito di questo mondo, però si è un progetto pro sul cittadino, un progetto serio, un progetto compartito e soprattutto questo agradecimento dei suoi elettori che narrare che insomma questa cosa sta andando bene. È chiaro che quando veste una emorragia come si narra delle persone che andano a votare, un disafio, insomma una sfiducia in sconfronto della politica e come in questo tempo regentes e metas non andano più a votare, questa è proprio una situazione di sbandamento, si narra in italiano, questa è proprio una situazione gasi di metas a dudas e cale leader politico separare e siamo vivendo effettivamente, noi scusi mi conferma scuso per Luigi a livello politico, finza una stagione che non è pruso gusta proprio desaffidamento a gusto determinato partito e il vero pure una rodeo che siamo in un periodo post ideologico, questa ideologia oramai è stato pruso liquido, non è pruso questa appartenenza come ti bivuto innanzi proprio al suo partito eccetera. Questo non è così sia una cosa buona, una cosa mala, però il vero pure che è cioè tutto sul contrario di tutto, finza a selettore sono vago gas disorientato, quindi di fatto proprio per seguire questo arresono e siamo a serrata di questa puntata, un'ultima domanda, come te ies sa Sardegna de oe cale gussi zudasa vinza sa generazione noasa, cioè come te ti biese come te cittadino sardu, come te uno che vive in questa terra non solo in suo territorio ma vinza come te sa Sardegna che è in generale proprio sulla nostra sa realtà nostra e finza a sol giovane, a generazione futura, sa che hanno bennere, che le gussi zudasa, come uno che sta già navigato in sa vita e ha già fatto mezze esperienze.
Ma innanzitutto che noi vogliamo risolvere il problema della Sardegna, ci funti una variga del problema storico che fino ad ora non si sta riuscendo a risolvere. Uno dei gusti è il problema comunque della comunicazione con la penisola. Quindi per forza toccherà risolvere il problema del trasporto dei merci. In termini di continuità territoriale, tutto il male che schimoso, merces, energia. Cioè. Poi da voi, questo ormai è un problema beccio che si deve più risolvere. Pure noi purtroppo dopo questa guerra abbiamo altri problemi forti. Poi, notizia di oggi, intanto di Subiurotus, un'azienda del suo territorio, di Serramanna, Sagasar, è passato da un costo energetico di Nuova Sau di 150.000 euro a canno a una previsione di 800-900.000 euro. Quindi si comprende che se si chiede di aici non si punti più su presupposto su poi comunque seguire una logica in Sardegna, finché poi giovano. Però è finché vero che questa Sardegna è di Virenduso, tenuto questa Sardegna del nord, che comunque è una Sardegna prospera, è una Sardegna comunque dove i attività si funzionano, e l'altra parte della Sardegna che è ancora in forte sofferenza. Quindi questa politica regionale deve essere una politica che coinvolge tutta la Sardegna e ponendo a pari finché questo che punti voi il problema di ogni territorio, perché sicuramente il problema nostro su punti diversi del nord. E finché è probabile che noi, da questo problema di questo, a solo non si sono manco in condizioni di livello besì di questo dramma del suo territorio. Non è da escludere che noi ci sia bisogno del supporto di qualcuno imprenditore in mano che va a rivassare questa immagine del suo territorio nostro a fuori di questa Sardegna. Funti tutto il ragionamento su che occorre fare. Ci funti esperti, non sicuramente idea, ma ci funti esperti che hanno fatto scuola, poi comunque disegnare questo che è una Sardegna nuova, una Sardegna di 1,5 milioni di abitanti, se forse se ne manco poi, quindi comunque rotto dipende in un reddito, e a parere mio può essere stato tutto su mera meglio dei commenti stessi. Però allo stesso tempo ci deve essere comunque un atteggiamento da parte delle istituzioni di attenzione in confronto di questa formazione e quindi si scuola e dei giovani. Poi non lo intendi che andare a scuola non servirà a nulla. La scuola deve essere a base di rotto. Poi un diploma è a base della formazione di ognuno. Non ci deve essere un giovane che non è stato diplomato, che sia diploma, che sia una scuola professionale, che sia qualsiasi scuola. Poi non può fare nulla, manco su camerieri che non ha fatto un corso, manco sulla storia, che hanno detto, poi sulla storia non serve di scuola. 50 anni fa, pure a 10. Poi non si è usato una storia, se sei un imprenditore agricolo, deve essere in conoscenza per essere imprenditore, puoi confrontare in questo che si comunque sa difficoltà io devo fare impresa e deve andare a scuola. Non c'è altra soluzione, quindi deve artificio delle istituzioni un'attenzione maggiore, a poi rotto su in condizioni di andare a scuola, quindi in mezzo pubblico su che funzioni, che sia finché è possibile delle famiglie, poi da fusi l'igienica, poi mandano via a scuola, non zaino 200 euro, squaderno soiamo mia, chi uno guadagnerà 500 euro di sussidio dell'industria, che qualcuno mi deve spiegare come ti farà mandare solo più figlio a scuola. Mi confronto in tematica del suolo industriale con Renato, amico di Villa Massaggia che va adesso sindacalista, mi spiega il ritardo sul dramma di chi lavora in questa azienda, ma cioè, come ti fai io, una babba famiglia a campare con una varica di 100 euro quando arriva un tavolo. Quindi ecco, questa situazione è complessa. È risolvibile, questa ciò ricetti una visione chiara e ci vuole in mano non scelti in questo momento elettorale, ma lo credo in eseguito a questo che si poi i progetti di questo che punti programma, però lo credo ci credi adesso.
Sì, difatti sì, per Luigi. Poi ha toccato come in ultimo una cosa che a me è stata accorta, che in scuola per tribaglio puro e dunque è proprio questa della formazione, o è impensabile come internano due che un studente, un picciocco non tende ad assumere anche un diploma, poi se si laurea da mezzo ancora che deve essere finza competitivo a livello europeo, a livello finza mondiale, nel senso che Sardegna rispetto a l'identità della nostra, ma finza una beltura a su mondo. Questo è come un cane che si va a passare a Narimoso, che se non beste economia, se la famiglia tiene difficoltà a campare su vizzo, lo va a studiare, è chiaro che poi si teniamo situazioni di disagio, come sa mattessi dispersione scolastica, e schimo bene che in Sardegna è uno dei più alti tassi a livello nazionale, vinza di dispersione scolastica, dell'umanno e tocca da fare politica, sa proprio poco il care di ridurre questo gap con i altri paesi europei, ma con l'Italia è tutto, che sul nord Italia è meta più virtuosa da questo punto di vista. Queste tematiche sono medas, però devo dire che tornare grazie a siamo a capo di questa puntata, che abbiamo toccato un poco, insomma, la realtà della Sardegna e del suo territorio in maniera differente, dall'economia, all'ambiente e fino alla formazione e all'istruzione, che sono cose di sicuro medas a meta di importo. Deo toro grazie a Pierluigi per essere venuto come ospite a OFE Damus De in canale 40 e Deo buon saluto e buon appuntamento alla prossima puntata. Adioso.